Da una parte la Regione e la Direzione Generale dell'ULSS, dall'altra un consorzio di ditte edili, un braccio di ferro che ha portato alla paralisi il cantiere per la costruzione del nuovo ospedale di Asiago. A 2 anni dalla posa simbolica della prima pietra, della nuova struttura non sono state gettate neanche le fondamenta. Secondo le ditte impegnate nella bonifica, il rinvenimento di ordigni bellici è di molto superiore al preventivato, tanto da portarle a chiedere un aumento significativo delle spese, come conferma il sindaco di Asiago Roberto Rigoni. In questo momento i costi maggiori sono oggetto anche di una perizia suppletiva e c'è una forte contrattazione o comunque un forte dialogo tra l'amministrazione dell'ULSS e le ditte che hanno vinto l'appalto. Quanto richiesto dalle aziende è evidentemente ritenuto eccessivo da Regione e USL e nell'attesa di dipanare la matassa i lavori sono sostanzialmente fermi. Quegli operai ricomparsi nel cantiere in occasione della visita degli assessori Coletto e Finozzi non devono trarre in inganno. Lavori che sono tenuti al minimo fin tanto che non vi sarà lo sblocco definitivo di questo cantiere. Se le parti non dovessero trovare l'accordo, il futuro dell'ospedale di Asiago diventerebbe ancora più incerto. La rottura delle trattative contrattuali che sono in corso potrebbe determinare una complicazione ulteriore in termini di riaffidamento di un appalto che veramente determinerebbe uno slittamento in avanti ulteriore. Alla luce di questa situazione sembra un po' troppo ottimistico preventivare un termine dei lavori nell'arco di 1 anno e mezzo. Ma questo è stato l'intendimento dell'architetto dirigente della regione. Io trovo che sia assolutamente improbabile questo.